Nelle immagini eloquenti del telefonino si vedono 6 giovani radunati nella piazzetta di Corte Benedettina a 2 passi dal centro storico di Mogliano. Urlano, ascoltano musica ad alto volume e accendono una serie di fuochi d'artificio mentre si filmano con i cellulari. La scena si è verificata intorno alle 23. I botti hanno risuonato nel quartiere svegliando e allarmando molti residenti del vicino residence. Alcuni abitanti, esasperati dall'ennesima notte di schiamazzi, hanno deciso di documentare quanto stava accadendo e hanno chiamato i carabinieri. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, però, del gruppo non c'era già più nessuna traccia. Questa mattina nella piazzetta erano ancora ben visibili i segni della serata, resti dei fuochi d'artificio esplosi, bicchieri abbandonati, mozziconi di sigaretta e bottiglie lasciate a terra. Secondo i residenti del residence Le Corti, non si tratterebbe di un episodio isolato. Da almeno 2 anni denunciano situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica. Di notte sono extracomunitari oppure anche bande di ragazzini dai 14 ai 16 anni che non mi spiego come possano essere alle 2-3 di notte ancora in giro, mangiano, bevono, bivaccano, lasciano poi tutto lì. Le scorribande, raccontano, avvengono soprattutto nelle ore serali e notturne quando i gruppi di ragazzi si ritrovano per bere, ascoltare musica ad alto volume e fare confusione. L'altro anno invece qui davanti c'erano proprio bande di spacciatori che si accompagnavano pure a cani molossi, mastini, così. Adesso ci sono solo questi extracomunitari che bivaccano qui per pomeriggi interi, bevono, fumano, poi ubriachi fanno le risse. Si fanno i cannoni, si drogano, la gente vuole sicurezza. Il problema sai qual è? Che le persone normali, se fanno qualcosa che non va bene, subito vengono multate. Questi qua, i drogati, eccetera, se la stampano sempre. Gli abitanti, esasperati da una situazione che definiscono ormai insostenibile, sostengono di aver segnalato più volte il problema alle autorità per avere maggiori controlli e una presenza più costante delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore serali, quando il quartiere risulterebbe meno sorvegliato.